Ciao a tutti, buona giornata. Oggi facciamo il risotto con il gorgonzola e noci. Allora, gli ingredienti sono riso, circa 80-100 grammi a testa, un po' di burro, 80 grammi di gorgonzola, noci sgusciate ad occhio, e un po' di vino spumante e olio d'oliva. Allora, cominciamo subito. Padella, l'olio d'oliva l'ho già messo. Allora, prendiamo un po' di carta da forno. Mettiamo all'interno un po' di noci, a piacere, meglio non esagerare, ma insomma, circa, questa è una porzione per 2 persone. Facciamo un pacchetto, poi con un coltello oppure con un martello, con una pentola, con qualsiasi cosa abbiate sotto mano, andiamo a rompere le noci. Ok, li versiamo nel nostro olio. Ok, abbiamo ottenuto una granella, la versiamo nel nostro olio, mettiamo il fuoco un po' più basso e lo lasciamo qui un attimo. Ok, adesso un attimino si rapprenda, poi ci buttiamo subito il riso. Subito il riso. Ok. Aggiungiamo il nostro riso, in questo caso io sto usando un riso parboiled che cuoce in 8-10 minuti al massimo e non scuoce, quindi è un riso ottimo per la cucina. Mescoliamo bene. Così. Adesso ci aggiungiamo un po' di vino spumante, mezzo bicchiere più o meno. Lasciamo soffriggere un po'. Così. Adesso ci aggiungiamo un po' di acqua calda oppure di brodo e andiamo a coprire tutto il riso praticamente e lo lasciamo qua. Ok, lo lasciamo lì. Nel frattempo andiamo a tagliare il nostro gorgonzola che io ho già preparato prima, anzi lo facciamo ancora un po' più fino così si scioglierà più velocemente. Andiamo a sminuzzarlo così, tanto il gorgonzola si scioglie facilmente, non serve grattugiarlo anche perché non si riuscirebbe. Ok, questo. Così, ok. Ok, questo qua è il gorgonzola pronto, il burro lo tagliamo al momento. E allora, possiamo preparare anche un po' di erba cipollina per guarnire il piatto, che io non ho preparato ma ce l'ho sul balcone, un attimo, arrivo subito. Prepariamo un po' di erba cipollina per dopo. Questa serve solo come guarnizione. Poi faremo anche qualche piatto con l'erba cipollina, magari tra qualche giorno, adesso che è primavera. Ok, vediamo come è venuto di dopo. Ancora un attimo. Allora, il vino che vi consiglio oggi, allora, lo spumante, sì, lo spumante. Il risotto è un primo piatto, abbastanza delicato, quindi vi consiglio un vino spumante. Questo è un vino di nostra produzione, un extra dry, ottenuto da Ribolla, Pinot e Tokai. Salute.
Allora, qua abbiamo ancora circa 3 minuti. Tanto possiamo andare ad aggiungere un po' di sale, un po' di pepe, ok, mettiamo un po' la fiamma. Oggi abbiamo anche un regalo che ci hanno fatto due dei nostri amici, la Ginevra e Dennis, sono due bambini nostri amici che ci hanno fatto quei due personaggi. Ok, lascio fare un po' un attimo, vediamo com'è. Un po' bella. Andiamo con un po' di acqua. Non manca molto, ci vorranno ancora un paio di minuti, poi andiamo a mantecarlo con il gorgonzola. Un po' di burro. Ok. Prepariamo i piatti per dopo. Per il risotto i piatti belli sono quelli a cappello di prete che abbiamo usato anche per lo risotto, però sono in lavastoviglie e quindi oggi usiamo questi. Ok, qua quasi ci siamo, vediamo un attimo, non andare a mantecare. Ok, adesso prendiamo un po' di burro, 15 grammi, e il nostro gorgonzola. Adesso andiamo a mescolare bene finché sarà tutto sciolto, aggiungiamo ancora un po' di liquido. Andiamo a ottenere un bel risotto bello denso, cremoso. Non facciamo il riso in bianco come in ospedale, mi raccomando. Ok, quasi ci siamo, adesso lo lasciamo asciugare un po' perché addensi bene, e poi il nostro risotto sarà pronto. Così. Nel frattempo abbiamo ancora qualche secondo per bere un goccio di vino. Stiamo assaggiando, vediamo a punto siamo. Il risotto è quasi pronto, lo lasciamo asciugare un po' e poi lo impiattiamo. Siamo quasi. Ci siamo quasi. Sì, adesso possiamo impiattarlo. Ok, via la fiamma. I nostri piatti sono qua.
Allora, adesso andiamo a impiattarlo. Ok, quello lì di meno che è per la Martina che è a dieta, poi mi uccide. Adesso ci mettiamo un po' di noci, un po' di garigli di noci sopra, un po' di qua, un po' di là. Così. Ci mettiamo un po' di semi di papavero. Ok, la nostra erba cipollina che abbiamo preparato. Ok, e il nostro risotto è pronto. Risotto con gorgonzola e noci. Aspetta, salute, ciao e buona giornata e buon appetito. Ciao ciao.